Gentili spettatori, per la quarta partita d'andata di questa Serie C2 del Girone C, un buon pomeriggio da Alessio Formica di Live Sport Academy per Calcio a 5 Live. Incontro quindi che vede affrontarsi Ardea contro l'Airone. Fischia il direttore di gara, inizia l'incontro qui dal Florida Sporting Club di Ardea. Ha battuto l'Airone, invece l'Ardea adesso in possesso con la maglia gialla, attaccherà per questo primo tempo da destra verso sinistra. Airone invece che lo farà con la maglia rossa da sinistra verso destra dei vostri dispositivi elettronici. Pallone in avanti per l'Airone, ma lo prende Barbarisi, a sinistra per il numero 11 Pucino, ancora Barbarisi, c'è a destra il compagno in maglia 4 De Luca che stava giocando con Angione. Pallone perso e recuperato, infatti ci prova Pucino, palla che va sul palo, uno dei primi squilli per l'Ardea, ci prova Angione. Pallone per Covelluzzi e poi Angione sul primo palo, la chiude a controllare la palla che si avvicinava piano di Covelluzzi, la mette dentro proprio il numero 16. Tranquillo Guercio. Brac a sinistra per De Luca, ci prova Pucino, sfonda la rete, 2-0 è il gol di Ubaldo Pucino. Raddoppia al 28esimo l'Ardea, classe 94. Insieme infatti, per modo di dire, tanto Pucino, anche lui classe 94, era riuscito a recuperare la palla, poi De Luca la passa a Ambrac, la mette per Pucino, proprio lui, doppietta, 3-0 Ardea proprio allo scadere dei 30 regolamentari. Gol di Ubaldo Pucino, la porta davanti alla porta difesa da Ceci. Reale per Ambrac, ma c'è il duplice fischio, finisce quindi il primo tempo di gioco, 3-0 il risultato tra Ardea e l'Airone. Fischia quindi adesso il direttore di gara Antonio Squorto per il secondo tempo tra Ardea e l'Airone. Squadra di casa in maglia gialla che attaccherà da sinistra verso la destra, vince per ora 3-0, risultato maturato nei primi 30 minuti. Invece Airone lo farà da destra verso sinistra in questo secondo tempo, cercherà di diminuire le distanze e lo farà in maglia rossa come quella del primo. Spera che se ne va fuori. Può ripartire Barbarisi che la passa a Rodriguez, ma viene restituito il pallone al numero 8 Angione. Rodriguez, Barbarisi per Cavelluzzi e il gol del 4-0 per l'Ardea, segna il numero 9 Mirko Covelluzzi. Montero Rodriguez la mette dietro per Barbarisi, Cavelluzzi, ci prova ancora Rodriguez, si iscrive anche lui nella lista dei gol d'or della giornata, Jesus Montero Rodriguez. 5-0 per l'Ardea. L'Ardea è a 2 partite, invece l'Airone ne ha giocate già 3. E c'è il gol anche di Marac, 6-0 per l'Ardea. C'è Scangeli, recupera palla Lopez, poi scivola Cimini, ancora Cimini, fatta al 13, la passa a Marac che cerca di liberarsi ma è difficile, palla ancora rossa, Vaccaro, c'è vicino compagno in maglia 4 Veridis, poi si riesce a superare Guercio, il numero 10, ci taglia il capitano. Pucino
Rack, Vai dentro, vai. Lopez, De Luca, Pucino, palla per Marac, c'è Lopez vicino e si fa trovare pronto e sigla il gol del 7-1. Ardea quindi che ritorna a 6 lunghezze, forzare dato che era calcio ci ha battuto. Marac per De Luca, buona la sterzata al numero 4, preferisce passarla dietro per Pucino. Marac perde palla e la conquista Vaccaro, ma ritorna con l'ausilio di Pucino in possesso e il numero 11 la mette dentro. 8-1, 40 secondi fa è stato siglato il gol del 7, adesso c'è l'8º, buonissima partita e sta per coronarla con un gol. Chiude Ceci. Diciamo che nel complesso l'Ardea ha giocato bene dal primo all'ultimo giocatore a disposizione di mister Tallarico. Angioni non riesce a farla passare a un compagno, poi la recupera e c'è il gol anche di Barbarisi. 9-1 Ardea. Diciamo i timidi che stanno rimasti sullo 0-0, poi è uscita la squadra di casa, ha concesso un gol, ma l'ha concesso, però ne ha fatti anche 9. C'è il triplice fischio al 60° per essere precisi di Antonio Squarto, il direttore di gara, e finisce qui 9-1 per l'Ardea.